Rieccoci qua. Allora, segretario Will, la situazione, poi ci sono situazioni territoriali diverse a seconda delle zone, questo è un altro aspetto caratteristico del nostro territorio nazionale, Veneto in particolare. Comunque, conferma quanto diceva il segretario e alla luce di quanto anche aveva esposto il presidente di Confartigianato, perché andiamo sempre più a localizzare, non tanto a vedere una visione nazionale che è un po' diversa da quella locale, per fortuna per noi, perché per carità a seconda dei territori poi cambiano anche i punti di vista. E qui che cosa sarebbe necessario fare alla luce delle problematiche? Lei poi in modo particolare affronta due territori, quello di Rovigo, No, io... sì, scusi, esatto, Veneto, sì, comunque conosce alcuni territori in modo particolare che hanno delle dinamiche non belle. La questione sta qui, nel senso, è vero che il Veneto ha dati migliori dello scenario italiano, nel senso che per fortuna la nostra dinamica occupazionale è in rallentamento ma è ancora positiva. Il punto vero è che probabilmente anche come Veneto siamo un po' in mezzo al guado rispetto a tantissimi temi. Cioè? Se è vero che gli investimenti hanno, appunto a proposito di digitalizzazione, hanno permesso l'innovazione, che ci sia innovazione da parte dell'impresa, è altrettanto vero che non l'hanno fatto tutti. Cioè, noi partendo da un sistema produttivo molto sviluppato, Veneto Nord-Est, è chiaro che viene richiesta un'attenzione da parte di tutta la platea delle aziende e la trasformazione in atto purtroppo di fatto lascia qualcuno indietro, che sia impresa o lavoratori. Allora il tema vero è come recuperiamo tutti, perché noi non possiamo accontentarci in qualche modo di evolvere solo in una parte e poi lasciare indietro alcuni. Quindi noi abbiamo la necessità in qualche modo di ricostruire, una volta si chiamava il modello nord-est, oggi di fronte alla globalizzazione e alla digitalizzazione abbiamo bisogno perlomeno di un aggiornamento, alcuni parlano di cambiamento più radicale, alcuni meno, però abbiamo sicuramente la necessità di trovare un indirizzo rispetto al futuro che abbia dinamiche, voglio dire, attuali. E questo chiama in causa un sacco di fattori, molti dei quali sono stati detti. Noi abbiamo una produttività di sistema molto basso, troppo spesso è stato chiesto al lavoratore di aumentare la propria produttività. Mi spiego, è un esempio che faccio sempre in assemblea. Esatto, quali comparti poi specifichiamo? In realtà io in questo caso mi riferisco in particolare all'industriale, però anche qui parlare solo di un settore ormai non ha più tanto senso, nel senso che la creazione di valore si genera appunto prendendo in caso tanti settori, ad esempio il settore della logistica è fondamentale per il settore industriale. Un esempio che io faccio sempre è che se l'imprenditore stressa, utilizzo questo termine, il lavoratore per aumentare la sua produttività, ma poi il pezzo prodotto da quel lavoratore si incastra alla prima rotonda perché non c'è una rete viaria che in qualche modo fa sì che quel pezzo arrivi velocemente dove deve arrivare, abbiamo perso produttività che abbiamo chiesto al lavoratore. Allora la produttività di sistema è rendere proprio più fluido tutto questo meccanismo, il che vuol dire avere anche un'idea di territorio, di regione, di ambito più complessivo, il che non è semplice ed è per questo che condivido che sarebbe necessario condividere, scusate il gioco di parole, le prospettive anche con le parti sociali, perché ripeto la sfida è particolarmente alta. Siamo in una fase anche globale in cui si determinano le dinamiche del futuro. Un tema che spesso viene sottovalutato, ad esempio, è tutta l'occupazione over 50 che si trova lontana dalla pensione. Lo dico da giovane, nel senso che sui giovani c'è molta attenzione, giustamente dico io, ma a volte ci si perde per strada il fatto che una persona oggi a 50 anni magari ha lavorato in una modalità per 30 anni e oggi si trova a dover fare un cambiamento che magari non è nemmeno in grado di fare ed è troppo lontano dalla pensione per le note modifiche alla riforma pensione. Come facciamo a fare in modo che quella persona mantenga il suo posto di lavoro o ne trovi velocemente un altro nella sua professionalità? La formazione che diceva il Presidente. È fondamentale e da questo punto di vista di sicuro le parti sociali devono lavorare di più, ma già in parte lo facciamo, abbiamo bisogno anche in qualche modo di una regia che sia regionale, che sia nazionale, delle istituzioni e quindi della politica,
per cercare in qualche modo di recuperare tutti, altrimenti rischiamo in qualche modo di perdere qualcuno per strada e non possiamo permetterselo. Anche se i dati, però io ho soltanto dati a disposizione, dicono che c'è più facilità di rioccupazione di un cinquantenne over 50 che non di uno giovane che richiede formazione. Dipende, perché se poi su questo è un po' come la vicenda del decreto dignità. I fenomeni in questo momento sono molto complessi. È vero che oggi, per effetto dei cambiamenti che ci sono stati, la rioccupazione di una certa fascia d'età è stata più, voglio dire, veloce rispetto ad altre fasce, ma è altrettanto vero che se si vanno a analizzare i dati sulla disoccupazione, lo stock di disoccupati più difficili da collocare, e quindi quelli che generano disagio sociale vero, sono quelli sopra i 50 anni. Quindi c'è una doppia lettura, perché ci sono le figure professionalizzate oltre i 50 anni che sono richieste da tutte le realtà e quindi vanno a farsi addirittura concorrenza alle aziende per recuperarli. Dall'altro lato però hai magari appunto quello che svolgeva una professionalità di basso profilo, a proposito di quello che si diceva prima, che fa fatica a ricollocarsi. La difficoltà anche della politica sta esattamente qui, ed è il motivo per cui devono coinvolgere le parti sindacali e datoriali, perché il mercato del lavoro è complesso. Fare una media del pollo in questo momento vuol dire lasciare indietro qualcuno e guardare solo ad altri. Prima di passare di là, vedevo che nicchiava, Presidente, anche lei. Sono d'accordo sul fatto che... Quindi questi dati qui non sono neanche attendibili. La media del pollo è assolutamente sbagliata, e la ricollocazione, almeno nel settore artigiano e in alcuni settori specifici, la ricollocazione del disoccupato oltre a cinquantenne è estremamente problematica. C'è una fascia di lavoratori che sono in determinate categorie di lavoro che possono essere riprofessionalizzati, ma per altri le difficoltà sono maggiori, sono enormi. Nel vostro settore, quota 100 come sta funzionando? Cioè sta creando una fuoriuscita importante che poi implicherà un reimpiego oppure no? Vede, allora, quota 100 ha intanto una penalizzazione, anche lì non si può generalizzare, anche lì ci sono varie taglie, la taglia unica non esiste. La quota 100 ha intanto una grossa penalizzazione rispetto al taglio della pensione, per cui economicamente uno di 62 anni che va in pensione 7 anni prima può arrivare fino a un 25-30% di decortezione della propria pensione. E poi c'è l'altro aspetto, che non può più lavorare. Una persona a 62 anni che magari è anche in salute e sta bene, se fa il calcolo fra la riduzione della pensione che avrebbe aspettando 7 anni e il fatto che non può più fare nessun tipo di lavoro, pone la preoccupazione, avendo anche innalzato, no, l'età media a cui uno ambisce poi di vivere, fa 4 conti, dice non posso più lavorare, prendo molto meno, sto un po' tranquillo, finché ho forze, ho la salute e il fisico mi sostiene, continuo a lavorare. Più che mai in certi settori come il settore artigiano, fatto di piccoli imprenditori, quindi o di operatori comunque in un ambito particolare. Sì, prego. Posso? Sì. In riferimento proprio alle fasce di età, diciamo, più avanti, metà degli infortuni mortali che abbiamo avuto nel primo trimestre sono proprio dai 45 anni in su, per cui le fasce d'età più colpite dal punto di vista quelli più in là nel tempo sono proprio le fasce d'età con età avanzata, quindi 45-54, 54-65 e over 65. Mentre anni fa io ricordo che c'era stato adesso dei trend diversi. A questo proposito, visto che lei ha preso la parola, allacciandosi a quanto anche diceva il Presidente prima, maggiore formazione. La formazione secondo lei è sufficiente? Voi ve ne occupate in modo particolare, al di là di stilare dati su queste cose qui, però vi occupate di formazione, più volte avete ribattuto questo aspetto che andrebbe riformata la formazione che viene fatta. Allora, sicuramente parliamo di formazioni anche diverse, la formazione di professionalizzare le persone, comunque in senso lato, poi certo. c'è la formazione appunto a livello di sicurezza. Ore di formazione ne sono state fatte tantissime negli ultimi anni. Adesso chi si occupa del mondo del lavoro sa, ci sono dei decreti particolari che chiedono appunto degli contenuti e delle durate minime appunto di formazione. Quello probabilmente che va migliorata, che potrebbe fare proprio il cambio, la svolta, è fare una formazione che abbia senso, cioè una formazione più corretta ed efficace, perché se faccio formazione per avere il numero di ore, avere l'attestato e non avere quindi una formazione efficace in modo che il lavoratore capisca
che bisogna lavorare in un certo modo ovviamente, con prove pratiche, con degli addestramenti eccetera, si rischia di aver fatto una formazione, quindi di essere a posto dal punto di vista legislativo, anzi formale diciamo, ma non dal punto di vista sostanziale. Per cui è importante appunto che chi fa formazione la faccia nel modo corretto e le aziende che utilizzano appunto enti di formazione utilizzino enti di formazione preparati, seri e che applicano diciamo, le migliori tecnologie e quindi anche con prove pratiche, con strumentazione idonea. Pensiamo ai cantieri edili come sono cambiati rispetto a 20 anni fa ad oggi, i sistemi che abbiamo di recupero persone, pensiamo agli spazi confinati, quindi ci sono attrezzature che bisogna utilizzare in fase preparatoria, in fase proprio di formazione per poter affrontare situazioni di pericolo nei luoghi di lavoro quando succede l'imprevisto che ovviamente lavorando succede. Ecco. Secondo lei allo stato attuale cos'altro andrebbe fatto? Perché visto che i risultati questi sono, dopo ne parleremo meglio nella seconda parte della trasmissione, però questi sono tragici, qualcosa non funziona nel sistema. Sì, diciamo che il numero di infortuni mortali, e poi se vogliamo vedere i numeri li vediamo anche dopo, è sempre un numero importante, che cala un po', poi un anno cresce, poi cala, però diciamo la fascia, il numero medio negli ultimi anni del migliaio di morti sul lavoro, ahimè, c'è. Cosa possiamo fare? Allora, non possiamo dire che le aziende non hanno fatto sicurezza negli ultimi anni, perché le aziende con cui lavoriamo normalmente noi vediamo insomma, che c'è più sensibilità, c'è più attenzione e sono stati spesi anche tanti soldi. Probabilmente bisogna affinare, appunto, affinare alcuni passaggi. In particolare bisognerebbe riuscire a far cambiare i comportamenti delle persone, perché se io ho anche le macchine a norma, ma le persone non si comportano in maniera corretta, non perché non lavorano, perché magari hanno la produttività, perché hanno la scadenza. Poi torniamo alla produttività e alla qualità del lavoro. E quindi magari si fa un errato comportamento, un'errata manovra e quindi ecco che succede l'infortunio, grave o non grave. Non possiamo cambiare i caratteri delle persone, ma possiamo diciamo, far cambiare i comportamenti. Pensiamo alla cintura di sicurezza, si diceva, qualcuno ha fatto l'esempio prima, quindi dovrei riuscire con un processo educativo e formativo, quindi non solamente il corso, ma una cosa costante, per fare appunto riuscire a cambiare il comportamento delle persone. Questo è un processo anche culturale. Sì, segretario. Solamente un dettaglio all'analisi che lei ha fatto. Allora, c'è un aspetto particolarissimo nel Veneto, secondo me proprio un dato culturale, che è il cosiddetto gnanca homo. Forse qui nel televisore non so bene, ma che è sostanzialmente come dire, il modo di approcciare il lavoro da parte delle persone che hanno più esperienza, anche rispetto ai più giovani, e quasi come la sfida, che è quella di andare sul tetto, magari senza protezioni o senza ponteggi, quella di affrontare determinati utensili che sono nella macchina tirando su le stesse protezioni della macchina, quasi come una sfida di dire io ho esperienza e quindi so fare. Allora, probabilmente questa formazione che viene svolta oggi, e di esperienze ne abbiamo anche di formazione partecipata noi nell'artigianato con voi delle organizzazioni sindacali, probabilmente dovrebbe puntare molto di più su questi comportamenti che sono frutto di, tra virgolette, esperienza, ma in realtà non è tale, perché se l'esperienza mi comporta a pensare che io sono in grado di fare una cosa quando in realtà poi cado, attenzione, gran parte delle morti, o almeno quelle che ci hanno preoccupato di più, sono state quelle ricadute dall'alto. Dall'alto, sì. Settore edile. Interessano non solo il settore edile, ma anche e soprattutto l'installazione di impianti. E altro dettaglio su questo, non pensate che questo coinvolga solo i lavoratori dipendenti, ma ce ne sono molti di artigiani, soci e collaboratori che sono poi anche l'altra nostra grande preoccupazione, che hanno e subiscono diciamo infortuni di questo genere. Quindi
Per concludere, una formazione mirata soprattutto su questi soggetti che hanno in se stessi una cultura che li porta al di là del problema della produttività, che diamo, come dire, come problema che ci può stare, ma c'è un aspetto di carattere culturale secondo me molto molto profondo qui da noi. Quindi questo dobbiamo ritornare su questo aspetto perché è molto importante, perché qua può essere un po' la chiave di volta per capire certe dinamiche. Riccardo Dal Lago, prego, riprendendo i vari punti che sono emersi nelle criticità del mercato del lavoro, poi adesso dopo la pubblicità andiamo anche sulla sicurezza in modo specifico. Noi abbiamo il vantaggio di abitare un luogo che offre più lavoro rispetto al resto del paese. Questo è un vantaggio indubbio, insomma. Il 6, 6,5%, 6,2, 6,1% di disoccupazione non è il 10% dell'Italia intanto, no? E quindi questo è l'aspetto vantaggioso. Dopodiché, all'interno di queste condizioni vantaggiose ci sono una serie di situazioni che devono essere, l'hanno detto molto bene i miei colleghi, che devono essere severamente presi in considerazione. La prima è buon lavoro, il lavoro che viene offerto è un buon lavoro, c'è una buona retribuzione. Cosa vuol dire buon lavoro? Significa un lavoro che abbia le caratteristiche di essere rispettoso di chi va a lavorare, un lavoro che offra la possibilità di mantenere senza la preoccupazione mi scade tra 6 mesi o tra un anno il contratto a tempo determinato. Serenità sostanzialmente. Un lavoro che mi dà la possibilità di mantenere decorosamente me stesso e la mia famiglia. Cioè, questo è un buon lavoro. È un lavoro che non mi costringa ad essere assunto da cooperative pessime che operano nei settori al limite della legalità. Un lavoro che se lo svolgo nelle cooperative non mi costringa a svolgere attività pericolose, senza l'adeguata magari formazione. Tenga presente che gli incidenti gravi sul lavoro li abbiamo avuti sempre nei soliti settori, quindi diciamo siderurgia, che è uno dei settori preoccupanti, e certo edilizia, no? Poi logistica e agricoltura, ma insomma quelli sono... L'agricoltura loro non hanno i dati, intanto no? quelli sono i settori più importanti. E spesso, se noi andiamo purtroppo a vedere a chi capita a lavoratori che operano nell'area manutentiva e quant'altro all'interno di grandi aziende magari e assunti da cooperative. Ecco, allora, questo è il buon lavoro. Poi, se volessimo essere un po' più attenti e seri, direi che dovremmo anche valutare non solo il lavoro di oggi, che per fortuna, ripeto, nel Veneto c'è un po' di più rispetto a una buona parte d'Italia, ma dovremmo valutare quale sarà il futuro del lavoro. E anche qua lo dovremmo fare con severità. Ora, il tasso in qualche modo di sostituzione, uso parole semplici, cioè tra 10 anni quanti robot sostituiranno i lavoratori all'interno delle imprese? Dice Industria 4.0 una minaccia? Diciamo che la sostituzione potrà essere nel nostro paese intorno al 30%. In un territorio come il nostro, dove l'industria ha un peso rilevante e l'artigianato è un artigianato di qualità, perché insomma non è che dobbiamo pensare alla botteghetta solita, no, nel settore artigianato ci sono macchine, sono aziende come tante altre, sono dimensioni più piccole alla fine. Molto ben inserite nel mercato e con prodotti anche di qualità. E beh, nel prossimo futuro come sarà? E saremo in grado noi di programmare anche la formazione di chi andrà a lavorare nel prossimo futuro e saremo in grado di programmarla con quell'attenzione e rapidità che serve. Altra questione. Presidente, stia attento perché sono le risposte le giro a lei. E dopo. Tutte le domande che... naturalmente. No, perché per esempio, per fortuna, devo dire, a Padova esiste un sistema anche di relazioni con l'università. Io mi auguro che tra un po' possa finalmente partire questo luogo di confronto dove
proprio cominciare a lavorare, non discutere, analizzare, ma a lavorare su temi come questi, insomma, e dove le organizzazioni sindacali insieme sono concordi di affrontare argomenti così importanti, perché anche, e poi insomma, magari cerco di concludere rapidamente, anche su questo lavoro 4.0, ormai si sta delocalizzando anche il lavoro di qualità, cioè quello che potrebbe essere il lavoro di qualità tenuto nel nostro paese, in verità con una serie di sistemi informatici viene delocalizzato dove il costo del lavoro è minore. Allora anche su questo ci vuole attenzione, severità, serietà, capacità e in qualche modo immaginazione. Ecco, io credo che questi siano veramente gli aspetti importanti per il prossimo futuro. Le do solo 2 dati rapidissimi. Insomma, Padova-Rovigo rappresenta, con oltre 1 milione di abitanti, circa 1/5 del Veneto. Ebbene, in questo 1/5 del Veneto noi abbiamo realtà che sono estremamente avanzate, la zona di Padova, la zona di Cittadella, insomma queste zone sono estremamente avanzate anche dal punto di vista della occupabilità. Abbiamo delle aree molto più lasciate a se stesse. Non è un caso che Rovigo sia la provincia del Veneto con il maggior numero di richieste di reddito di cittadinanza. Su questo bisogna un po' riflettere. Ecco, io vorrei che a queste osservazioni che lei ha fatto e queste domande che si è posto, poi dopo la pubblicità risponda lei, Presidente, con quello che può aggiungere anche lei per quel che riguarda la parte comunque che rappresenta, e poi ritorniamo sui temi. Allora, pubblicità, pochissimi secondi, poi torniamo insieme.